veramente inclemente. Noi oggi eravamo qui per festeggiare, per fare una kermesse di canzoni dialettali del Ponente Ligure, e avevano aderito a questa manifestazione veramente il gotha delle canzoni liguri dialettali. Avevano accettato di partecipare il Laio di Ceriana, aveva accettato di partecipare Tonin Rebaudo di Badalucco, avevano accettato i Monelli di Montegrosso Pianlatte e molti altri singoli e gruppi, in totale di 35 persone per 10 tra gruppi e singoli. Doveva essere veramente una giornata molto bella, però purtroppo il maltempo ci ha messo lo zampino. Abbiamo cenato tutti insieme, poi per fortuna siamo riusciti qui a ripiegare dentro la cappella di Santa Brigida, che tra l'altro hanno detto quelli che hanno cantato qui dentro che ha un'acustica molto bella, però è stata una soluzione di ripiego. La gente è dovuta andare via, è stato un vero peccato, è difficile mettere insieme tante eccellenze della canzone dialettale. Ci auguriamo di riuscirlo ancora a fare e di ripetere questa manifestazione. Se ci riusciremo quest'anno bene, altrimenti lo faremo il prossimo anno, sperando che Giove Pluvio sia meno inclemente. Adesso vi raccontiamo cosa succede a Montegrosso durante tutto l'anno. Un testo scritto da Germano Bonello sulla musica dei trilli. Grosso
chi la veglia? Vediamo ci basta, va. Vestito da cappuccino, mica non picca la porta. Per carità fai piano.